21 ottobre 1866, una data stranamente dimenticata tra le 1000 celebrazioni di questo 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Eppure si tratta di un evento fondamentale per la nostra storia. In quel giorno i veneti furono chiamati a votare per decidere se entrare a far parte del Regno Sabaudo. I risultati sono ancora incisi sulla lapide commemorativa che si trova a Palazzo Ducale, oltre 640.000 sì e appena 69 no. Un esito trionfale che ci aspetteremo di veder ricordato dalle nostre istituzioni, solitamente tanto amanti delle celebrazioni ufficiali. Se le piazze sono vuote e le fanfare restano mute, un motivo però c'è. Prova a spiegarlo Ettore Beggiato, autore di un approfondito studio storico sull'argomento. Quel plebiscito fu una grande truffa, la prima di una serie infinita di truffe perpetrate dall'Italia nei confronti del popolo veneto. Beggiato dimostra, documenti alla mano, come il Veneto fosse già stato ceduto dalla Francia all'Italia 2 giorni prima della votazione, che avvenne a scrutinio palese sotto la minaccia delle baionette sabaude in un clima di intimidazioni e brogli elettorali. Una vicenda che storici e divulgatori italiani si sono sempre guardati bene da raccontare, con qualche autorevole eccezione. Il grande Indro Montanelli, che sicuramente non può essere accusato di essere stato un pericoloso indipendentista veneto, già lui parlava di plebisciti burletta. Una storia che merita di essere riscoperta. I veneti ne avranno la possibilità durante i 4 incontri pubblici organizzati da Beggiato in occasione dell'anniversario del plebiscito, mercoledì 19 ottobre alle 20.45 al municipio di Cassola, giovedì 20 alla stessa ora alla scuola elementare di Cornuda, venerdì 21 sempre alle 20.45 alle scuole medie di Campo San Martino, sabato 22 alle 17.30 al Centro d'Arte e Cultura di Piove di Sacco.